Da martedì 8 maggio partirà la raccolta dei rifiuti porta a porta anche a Castello, ultimo dei sestieri ad adottare il nuovo sistema. I cittadini potranno portare i sacchetti con la differenziata del giorno in una delle 13 barche di Veritas presenti da lunedì a sabato dalle 6:30 alle 8:30, oppure attendere che il netturbino suoni il campanello tra le 8:30 e le 12. Martedì una decina di ispettori ambientali sarà presente nella zona per dare informazioni ai cittadini. Dopo un periodo iniziale di tolleranza di circa 2 settimane, scatteranno le multe da 167 euro in su per chi non rispetta le nuove regole. Vorrei dire ai bravi veneziani, non solo ai residenti, ma anche a tutte quelle attività che stanno collaborando e che ogni giorno sono pronte per accogliere gli ospiti che vengono a visitare il nostro territorio, perché nei sestieri precedenti hanno dimostrato di collaborare, di saper conferire correttamente, di partecipare anche attivamente ai miglioramenti della raccolta differenziata. La novità è stata illustrata con un pieghevole in italiano e uno in inglese alle circa 12.000 utenze di Castello. Un secondo volantino, tradotto anche in tedesco, francese, spagnolo, russo, cinese e giapponese, è stato recapitato ai titolari di oltre 400 bed and breakfast. È inoltre disponibile da alcuni giorni la nuova app Scoasse per conoscere posizione e orari dei 53 punti di raccolta dei rifiuti presenti in città. Visto e considerato anche la quantità degli ospiti che quotidianamente soggiornano in transito per la nostra città e vedono che anche i residenti si comportano in modo corretto, diventa d'obbligo che anche i nostri ospiti accettino le regole della nostra città.